buona domenica. Non vediamo l'ora di goderci la sfida tra Vanoli Cremona ed Estra Pistoia, valida per la terza giornata di Serie A Unipol. Forrest decide di aspettare, fa tutto da solo, si lancia verso il canestro. Eccoli i primi 2 punti per Forrest. 5:30 sul cronometro, ci avviciniamo alla metà di questo primo quarto. 6-4 il punteggio in favore di Pistoia. Prova a colpire ancora, questa volta da più lontano Tariq Owens. Allora si torna da Booth, che attacca, ha lo spazio per andare fino in fondo, poi rischia di perdere il pallone, ne mantiene il controllo, trova un ottimo scarico per Conti nell'angolo. Attacca Forrest, può andare fino in fondo con la mano sinistra. Ha spazio per andare fino in fondo Davis. Prova a colpire da 3 punti, si alza da lontano e ci riesce. Mentre dalla parte opposta ancora Phil Booth, quarto punto consecutivo per lui. Pescato Rowan sotto canestro, tiro difficile, fuori equilibrio. Segna ancora Rowan, 8 punti per lui. Just us playing hard and keeping them off the glass. That's the key to winning this game. Rimane accoppiato Rowan con Booth, che poi scarica per Ebouà, che può andare fino in fondo e inchioda la schiacciata, va più in alto di tutti Ebouà. Sbaglia lui, si ritrova accoppiato con Ebouà, che non decide di portarselo sotto canestro, ma prova da lontano. C'è spazio per il tiro da 3 punti, però non va a bersaglio da parte di Lacey, che poi decide di fermare Criston, ma rimane scoperta la difesa con Rowan che arriva per la schiacciata. Zampini che pensa inizialmente a servire proprio Poser, che aveva bloccato per lui, poi viene costretto invece a tornare fuori da Lacey. Passo di allontanamento per Trevor Lacey. Lacey se la vuole giocare dal palleggio, prova ad andare fino in fondo. Lacey testa bassa e trova la strada per i 2 punti. Booth può attaccare, Criston rimane leggermente in ritardo, in qualche modo il pallone è sporcato, ma finisce comunque nelle mani di Stefan Nikolic. In ritardo Lacey, lo punisce prontamente Rowan. Nikolic è un altro dei pochi ad avere una buona percentuale dal tiro da lontano. C'è spazio sulla linea di fondo per Criston. Allora forse è il caso di trovare una soluzione rapida, ci prova con Davis, riesce a trovare il canestro che vale il -1 per Cremona. Altro possesso per Cremona dopo l'errore di Childs, perso sotto canestro Zampini. Rowan palleggia, 2 secondi, 1 secondo. Rowan segna il canestro che potrebbe decidere la partita. Si smarca Davis, alla fine il pallone rimesso in gioco per Lacey, che si prende il tiro, ma entro tempo limite. È la Estra Pistoia che dunque termina sul +1, 66-65, questo il punteggio finale. It feels good as a team. We came a long way, a couple hours, and we just stayed composed the whole game. It was, like you said, it was a battle from the start.
We knew it was going to be a battle coming in. The team has a lot of energy coming in. We're happy to pull it out as a team together. It's a good win for us.